Buongiorno e benvenuti in questa edizione di TG Sicilia. I titoli del nostro telegiornale. Turista polacco aggredito di notte in pieno centro a Catania per rubargli il cellulare. L'uomo è ricoverato adesso in gravi condizioni e dovrà subire un delicatissimo intervento alla testa. Orrore a Messina, il cadavere di un uomo trovato in una casa di Bordonaro era nascosto nell'abitazione da oltre 8 mesi. Alla base dell'occultamento potrebbe esserci l'interesse del cinquantenne fermato a percepirne la pensione. A Trapani è caccia al detenuto evaso dal tribunale durante un processo. Francesco Adragna, eluso la scorta, ha scavalcato il cancello, ha fatto perdere le sue tracce, ricerche anche in provincia. Sant'Agata Libattiati è il comune più ricco del Mezzogiorno d'Italia. A stabilirlo uno studio del CGA di Mestre basato sulle dichiarazioni dei redditi. Secondo posto per San Gregorio. Angelo Di Martino, il nuovo presidente di Confindustria Catania, le sue priorità illustrate ai nostri microfoni, zone economiche speciali e infrastrutture per rilanciare le attività delle imprese. Carreppicone tra autoironia e risate, la coppia d'oro del cinema italiano si racconta in un incontro con gli studenti a Catania. Il loro ultimo film, La stranezza, premiato con il David di Donatello per la migliore sceneggiatura originale. Calcio, Catania pronto per la corsa scudetto del campionato di Serie D. Rossazzurri in campo domani al Massimino contro il Sorrento. La partita sarà trasmessa in diretta su Telecolor. Oggi sfide decisive per Palermo e Messina. I rosanero possono ipotecare i playoff in Serie B. I giallorossi si giocano la salvezza in Serie C. Buongiorno e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. Come avete sentito dai titoli, apriamo con la cronaca. Un turista polacco è ricoverato in gravi condizioni in un ospedale a Catania dopo essere stato aggredito violentemente da un uomo che lo ha derubato del cellulare. Il tutto è avvenuto la notte scorsa nei pressi di Piazza Stesicoro, in pieno centro storico. Natale Bruno. Di notte c'è una città in pericolo e la zona particolarmente vulnerabile è quella del centro storico, la stessa della Movida. Ultimo eccesso la notte scorsa. Un banale scippo del cellulare di un turista si è trasformata in una gravissima rapina con postumi abbastanza gravi per la vittima, un polacco di 35 anni, ospite di un bed and breakfast di via Umberto. Tra via Neve e via Peniniello l'uomo è stato avvicinato da un extracomunitario che gli ha sottratto l'iPhone. Lo ha fatto violentemente, tanto che la rapina è stata caratterizzata da una violenta aggressione durante la quale il polacco è caduto per terra battendo la testa. È stato un residente di quella via a notare la scena, a dare aiuto alla vittima che a bordo di un'ambulanza è stata trasferita al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi. Ha un bruttissimo trauma cranico, in ospedale è stato sottoposto a un intervento, la sua vita è appesa a un filo. In mattinata sono stati i poliziotti delle volanti a avviare un'indagine. Visionate le telecamere della zona, gli agenti hanno sentito i proprietari del bed and breakfast accertando che il turista polacco era da qualche giorno in città. La procura ha aperto un'inchiesta e caccia all'extracomunitario. E adesso a Messina, macabra scoperta in un'abitazione del rione Bordonaro. Un cadavere in avanzato stato di decomposizione di un latitante calabrese di 66 anni è stato trovato in un appartamento, in corso le indagini per capire cosa sia accaduto. Indagato il proprietario di casa, Francesco Triolo. Nascondeva in casa un cadavere in stato avanzato di decomposizione, almeno da 8 mesi. La scoperta a Messina nel rione delle Case Gialle di Bordonaro è stato della squadra volante della questura e risale allo scorso 8 maggio, ma solo oggi si è venuti a conoscenza dell'episodio. Si trattava di un normale controllo di routine durante il quale i poliziotti fermarono in strada una persona già conosciuta alle forze dell'ordine, il cinquantenne Angelo Brucculeri. Dall'atteggiamento dell'uomo è scattato un controllo nella sua abitazione dove è stato rinvenuto il corpo di un 66enne di origine calabrese di merito Portosalvo, Ferdinando Testa, un latitante su cui pendeva una condanna a 5 anni emessa dal Tribunale di Reggio Calabria. I due non sarebbero parenti e quindi sono scattate le indagini per capire cosa sia accaduto in quell'abitazione. La procura ha aperto un fascicolo e sottoposta a indagini Brucculeri con l'ipotesi di reato di occultamento di cadavere. Sulla vicenda c'è il massimo riservo da parte degli inquirenti. Il corpo dell'uomo è stato trovato ancora addosso il pigiama ed un paio di calzini
era disteso sul pavimento in un metro quadro ancora libero accanto al letto. Da un primo esame esterno non sembra aver subito violenza, quindi la causa potrebbe essere quella di una morte apparentemente naturale. Tra le ipotesi che vanno però verificare, la principale è che alla base dell'occultamento del cadavere ci possa essere stato l'interesse del coinquilino a percepire la pensione o il reddito di cittadinanza dell'anziano. Tra le carte sequestrate, gli agenti avrebbero trovato un documento di identità contraffatto sul quale il cinquantenne avrebbe apposto una sua foto. La città metropolitana di Messina ha avviato l'iter per la messa in sicurezza della frana sul versante roccioso che minaccia il comune di San Fratello. In provincia appunto di Messina ha previsto l'impiego di rocciatori per effettuare l'esplorazione dettagliata del fronte della frana. Sull'arteria stradale interessata attualmente è stato disposto il divieto di transito. La viabilità alternativa è costituita dalla strada statale 289 percorribile a senso unico alternato. Ieri il cedimento di un costone roccioso ha lambito alcune abitazioni e vetture senza per fortuna provocare feriti. Ci spostiamo a Trapani, dove è caccia a Francesco Adragna, evaso ieri mattina dal Tribunale di Trapani in attesa di essere processato. Ricerche estese anche ad altre città dell'Interland. Laura Spanò. Polizia penitenziaria, Carabinieri e Polizia di Stato sono ancora alla ricerca di Francesco Adragna, il detenuto di 35 anni che ieri mattina, eludendo il controllo della scorta, è riuscito a evadere dal Palazzo di Giustizia di Trapani, dove era stato condotto dal carcere di Agrigento per essere processato. Ancora stamane di Adragna nessuna traccia, nonostante il dispiegamento di forze dell'ordine ovunque. Le ricerche si sono estese anche alle città dell'Interland, alla frazione di Bonagia Valderice, dove risiedono i familiari del detenuto evaso. Mentre lui si dava alla fuga, il giudice che avrebbe dovuto giudicarlo chiamava il processo dando atto del necessario rinvio per sopraggiunta evasione dell'imputato. A dare manforte ai colleghi di Trapani ieri sono arrivati da Palermo anche agenti di polizia penitenziaria del nucleo regionale. Francesco Adragna è un piccolo pregiudicato. Le videocamere di sorveglianza dentro e fuori dal tribunale lo hanno colto mentre cerca attraverso i sotterranei del palazzo la via per scappare, riuscendo a scavalcare il cancello, uno di quelli secondari del tribunale privo di vigilanza. Una volta per strada l'ultima sua immagine mentre svolta l'angolo per rimettersi in corso Italia proprio di fronte all'ingresso principale del tribunale. Adragna prima era detenuto nel carcere Pietro Cerulli di Trapani. Dopo aver tentato un paio di volte di fuggire via, l'amministrazione penitenziaria lo aveva fatto trasferire ad Agrigento. Ieri mattina doveva comparire come imputato davanti al giudice monocratico del tribunale, dove era imputato di violazione degli obblighi della sorveglianza speciale. Era sottoposto alla misura cautelare per reati contro il patrimonio e furti. Il detenuto ieri mattina si trovava al primo piano del tribunale in una camera di sicurezza attigua all'aula dove doveva essere celebrato il suo processo. Non aveva manette a causa di un braccio ingessato. Approfittando della distrazione della sua scorta è riuscito a fuggire via, raggiungendo attraverso una scala di servizio il seminterrato del tribunale. Poi è risalito, è entrato nel parcheggio all'aperto, si è diretto verso il cancello che con agilità, anche con il braccio offeso, è riuscito a scavalcare diventando uccel di bosco. Hanno abbandonato in strada i mezzi utilizzati per sradicare due bancomat dell'Unicredit di Corso Vittorio Emanuele a Francofonte nel Siracusano. Intorno alle 3 di oggi una banda, quasi sicuramente in trasferta, ha sottratto un ingente bottino probabilmente superiore ai 200.000 euro. Oltre all'escavatore sono stati ritrovati due autocarri, molto probabilmente provento di furto. Indagano sulla vicenda i carabinieri della compagnia di Augusta. Al vaglio le immagini di videosorveglianza del centro e della statale. Adesso a Sant'Agata Libattiati, perché Sant'Agata Libattiati si scopre stamattina il comune più ricco del meridione d'Italia. A stabilirlo è uno studio della CGA di Mestre che ha analizzato i dati riferiti alle dichiarazioni dei redditi del 2021. Siamo andati a fare un giro in paese con Tonino De Mana. La ricchezza abita qui. Si può sintetizzare così il primato di Sant'Agata Libattiati, il comune più ricco del Mezzogiorno d'Italia, con un reddito pro capite medio di 28.000 euro. A sancirlo è uno studio del CGA di Mestre che ha analizzato i dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze riferiti alle dichiarazioni dei redditi del 2021 e si accorcia anche la distanza tra il comune più ricco, l'Aiatico in provincia di Pisa, e quello più povero d'Italia che risulta Carvagna Como, praticamente ai confini con la Svizzera. Milano resta
resta comunque il comune capoluogo di provincia più ricco d'Italia con 37.189 euro, praticamente il doppio dei 18.000 euro dichiarati a Ragusa. Al sud, oltre a Sant'Agata di Battiati, spicca anche il secondo posto di San Gregorio di Catania che precede Cagliari. Il virtuoso nord arretra, il centro e il sud arrancano, ma ci sono anche isole felici. Sant'Agata di Battiati è un esempio ed il sindaco Marco Rubino va fiero del primato. Ci sentiamo molto bene perché abbiamo qui una qualità della vita di tutto rispetto, i servizi ci sono e per la maggiore funzionano in maniera ottimale, abbiamo un livello di investimento verso la cultura particolarmente attento, abbiamo realizzato da poco un polo culturale e soprattutto come amministrazione con i miei assessori siamo molto attenti ai finanziamenti europei, tra cui primeggiamo come comune di tutta la regione siciliana ad aver polarizzato maggiori finanziamenti europei. Cosa pensa realmente chi vive a Sant'Agata di Battiati? Io da 45 anni che ci abito e mi trovo benissimo a Sant'Agata di Battiati. Ed è un comune sempre più ricco. È abbastanza attivo, questo sì, io lo abito nel senso che trovo tutto, sia l'amministrazione, tutto ciò che ci serve a Battiati, abbiamo tutto pronto. Si vede che è un paese che cerca di essere al di sopra della media, ecco. La sera si sta tranquilli, si circola bene, servizi ottimi. Io sono un informatore farmaceutico, vivo a Battiati da 15 anni per scelta, perché io vivevo a Catania. È un comune assolutamente presente, si vive molto bene, sicurezza, pulizia, i cittadini sono veramente contenti. Una volta era un paese dormitorio, oggi invece è un paese attivo, un paese che fa vivere veramente i cittadini con dei servizi, con tante cose. La sera si lavora fino a tarda sera con serenità e tranquillità. E offriamo noi altri, offre il comune perché siamo il comune più ricco. Allora, complimenti a Sant'Agata di Battiati. L'imprenditore Angelo Di Martino è il nuovo presidente di Confindustria Catania. Lo abbiamo intervistato per conoscere gli obiettivi e le priorità del suo mandato, dalle politiche di sviluppo della zona industriale alla burocrazia farraginosa. L'ho intervistato Emanuela Corsi. Presidente Di Martino, intanto grazie per essere qui con noi. Iniziamo subito con quelle che sono le priorità e gli obiettivi del suo mandato. Gli obiettivi del mio mandato sono molti. Zone industriali, le ZES, che per noi, per tutte le imprese ovviamente, sia locali che vengono da fuori, sono importantissimi. Farò una squadra per la zona industriale. Spero la prossima settimana, addirittura abbiamo già i nomi di 8-10 persone che deve vigilare, perché la zona industriale deve essere la locomotiva veramente della nostra zona, del nostro territorio. Poi c'è il ponte sullo Stretto, che secondo me è veramente la madre di tutte le infrastrutture. A proposito delle politiche industriali, voi cosa chiedete alla Regione? Venirci incontro a delle cose, dei progetti che noi facciamo. E invece per quanto riguarda il nuovo sindaco di Catania che tra poche settimane verrà eletto? Noi chiediamo una cosa, di dare delega per la zona industriale, quindi ZES e zone industriali, ad una persona che abbia le qualità per cercare di portare imprese alla zona industriale in tutto il territorio ovviamente della Sicilia orientale, ma soprattutto alla zona industriale. Invece parliamo della burocrazia, perché lei ha detto che bisogna lottare contro questa burocrazia farraginosa. Eliminarla è molto difficile, lo sappiamo, perché ne parliamo da anni. Ci vuole più autorità, ecco, e coraggio soprattutto, ma i politici non lo so se ce la fanno a fare questo. E invece per quanto riguarda i giovani, c'è questo fenomeno dell'emigrazione, soprattutto dei giovani all'estero. Cosa dobbiamo fare per tenerli a casa nostra? Guardi, se noi pensiamo che circa 4-5 anni sono andati via dalla nostra isola circa 350.000 giovani, è drammatico. Il 25% praticamente non completa gli studi. Cosa bisogna fare? Dare sicurezza sul lavoro, in modo che se il giovane si sente sicuro, si sente sicuro sia dello stipendio sia del lavoro che fa, non ha motivo di spostarsi. Anzi, dobbiamo far venire le persone, tutte queste giovani che sono andate via, e cercare pian pianino di farle ritornare, perché la Sicilia merita questo e noi non la dobbiamo abbandonare. Grazie Presidente e auguri, buon lavoro. Grazie a voi.
A Catania è stata presentata l'associazione Parcheggi Aeroportuali Siciliani, che raggruppa le principali aziende car bullet e parcheggio con shuttle service in prossimità degli scali dell'isola. L'obiettivo è quello di informare e uniformare i servizi delle aree di sosta private, offrendo un servizio di qualità in linea con gli standard delle altre aerostazioni europee. Alla presentazione hanno partecipato anche il presidente dell'ARS, Gaetano Galvagno, e Nico Torrisi, amministratore delegato della SAC, la società di gestione dell'aeroporto Fontanarossa. La nuova associazione, nella sola area aeroportuale della città di Catania, conta già oltre 3.500 posti auto in 10 parcheggi privati. E ora parliamo di una delle coppie d'oro del cinema italiano. Si tratta di Ficarra e Picone, duo palermitano campione di incassi al botteghino. Il loro ultimo film, La stranezza, ha vinto il premio Davide Donatello per la migliore sceneggiatura originale. I comici si sono raccontati in un incontro con gli studenti dell'Istituto San Giuseppe a Catania. È andata per noi Eva Spampinato. Io ormai in giro non è che sono ciao Valentino, ciao Picone, ciao Ficarra e Picone. Cioè non è una bella cosa, perché lui ha un passato di illegalità, è stato un borseggiatore. Ma spero anche un futuro di illegalità. Autoironia dissacrante ed estrema professionalità. Dietro l'aspetto perennemente comico di Salvo Ficarra e Valentino Picone si celano due persone serissime che hanno fatto delle freddure e delle battute taglienti in salsa sicula il loro segno distintivo, ma che quando si parla di lavoro non badano a scherzi. Ecco svelato uno dei segreti del successo del duo comico campione di incassi al botteghino e di successo tra il pubblico. Lo racconta la giornalista cinematografica Ornella Sgroi in un libro. È la coppia che fa il totale, e lo confermano anche i protagonisti che hanno incontrato gli studenti dell'Istituto San Giuseppe di Catania. Questa intervista la facciamo in italiano, in inglese, in francese? Falla in italiano, falla in italiano, falla in italiano. Volevo dire eventualmente che noi parliamo solo italiano. Sì. Partiti da Palermo con il loro cabaret in giro per l'Italia, hanno fatto una carriera incredibile e collezionato una filmografia ricca di contenuti, capace di unire comicità e critica di costume, veicolando al grande pubblico messaggi attuali e importanti. Da Nati stanchi a Il primo Natale, Ficarra e Picone hanno realizzato ben 7 film e il prossimo si inizierà a registrare proprio a Catania nei prossimi giorni. Ficarra racconta come si è allenato per il suo primo set cinematografico. Primo film, Nati stanchi, che nasce in un periodo in cui noi facevamo tante serate, tanti spettacoli, cose eccetera eccetera, e quindi si va a dormire tardi, ci si sveglia tardi la mattina e cose va. E venne uno e mi dice oh, lo sai che il cinema significa sveglia all'alba, la mattina presto? Se bella madre, come fare io? E quindi faccio questa dieta del sonno. Comincio tutto agosto, perché il film si cominciava a girare il 3 settembre, comincio questa dieta del sonno, con ati di vomito, perché tutte queste, il senso di nausea, insomma una serie di cose, effetti collaterali dell'alzarsi presto. Alle 10 di Ferragosto ero a letto, perché mi dovevo allenare per questa cosa. Fanno il piano di produzione, le prime 2 settimane di ripresa erano tutte notturne. Si cominciava alle 9 e si finiva alle 5 del mattino. Ancora top secret titolo e trama del nuovo film. Dai recenti premi Davide di Donatello, invece, il riconoscimento come miglior sceneggiatura originale per La stranezza, film del regista palermitano Roberto Andò, che li vede protagonisti con Toni Servillo. E adesso ci fermiamo per una piccola pausa, poi un'ampia pagina di calcio. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro telegiornale. Parliamo di sport, parliamo di calcio in particolar modo, e cominciamo con il Catania, perché comincia domani l'avventura dei rossazzurri nella pool scudetto. Catania in campo al Massimino contro il Sorrento. Ferraro recupera Rizzo e conferma l'attacco con 3 over. La partita sarà trasmessa in diretta su Telecolor, il servizio di Marco Carli. Centrato con successo il primo e più importante obiettivo stagionale, cioè il ritorno fra i professionisti, il Catania può inseguire lo scudetto. Cominciano domenica i 3 triangolari che, fra le 9 vincitrici dei gironi di Serie D, designeranno le 4 semifinaliste. Il Catania è nel girone 3, si parte dal Sorrento, di scena al Massimino nel primo match. Poi tutto dipenderà dal risultato della prima sfida. Se il Catania vincerà, sarà di scena il 21 maggio sul campo della vincente dello spareggio fra Brindisi e Cavese. Se i rossazzurri non dovessero riuscire ad imporsi contro i rossazzurri,
rossoneri sorrentini, la sfida con i brindisini o i cavesi si giocherebbe mercoledì 17 maggio. Obiettivo, come detto, le semifinali e la finalissima in campo neutro del 10 giugno che assegnerà il titolo di campione d'Italia fra i dilettanti. Siamo contenti e orgogliosi per quello che abbiamo fatto un campionato strepitoso. Abbiamo fatto 31 punti sopra la seconda, abbiamo fatto tante cose importanti, però adesso è bello, no? Affrontare le squadre che hanno vinto un campionato come il Sorrento, che è una squadra giovane, una squadra che gioca bene. Le scelte di Ferraro sono quelle che hanno caratterizzato la stagione, fatti salvi gli infortunati Somma e Chiarella. Ritorna Jefferson ma non da titolare, Rizzo è pronto a riprendersi un posto fra gli 11, mentre l'attacco sarà over con Sarao, Russotto e De Luca, a sinistra in difesa, Boccia favorito su Pedicone. La partita fra Catania e Sorrento sarà in diretta su Telecolor. La nostra emittente ha infatti acquisito i diritti per trasmettere le partite della prima fase di post-season. Alle 15:30 si parte con il pre-gara per chiudere con le interviste dopo 3 ore live, fruibili anche in modalità pay attraverso i siti lasiciliaweb.it e telecolor.it. Ultimi 180 minuti di campionato in Serie B per il Palermo, impegnato a Cagliari per difendere il suo piazzamento nei playoff. Il tecnico Corini, senza il bomber Brunori squalificato, scalpita invece Vido che potrebbe entrare in campo. Marco Gullà. Ci siamo, gli ultimi 180 minuti di campionato, le ultime 2 partite, 2 finali. Il Palermo vuole conservare il piazzamento playoff, ma dovrà innanzitutto uscire indenne dal delicato match di oggi alle 14 al Sant'Elia contro il Cagliari. Difficile, la formazione sarda vive un gran momento e vuole chiudere il campionato nella migliore posizione playoff possibile. Affrontiamo un avversario di grande valore, allenato da un uomo, un allenatore straordinario con una carriera incredibile, e questo fa capire le ambizioni del Cagliari. Hanno una rosa importante per la categoria. In casa nel percorso con Ranieri non hanno mai perso, gli unici 3 pareggi li hanno fatti col Frosinone, il Genoa e il Sud Tirol, le altre le hanno vinte tutte. Questo certifica che Cagliari storicamente è sempre stato uno stadio difficile da espugnare per il valore della squadra, dell'allenatore, il percorso che hanno fatto lo sarà ancora di più, ma questo è anche molto stimolante, perché insomma siamo tornati in una zona in cui sognavamo di entrarci, ci siamo, di conseguenza abbiamo una grande possibilità, in una bella atmosfera, in un bellissimo stadio, contro una squadra forte, e ci siamo preparati al meglio per fare una grande partita. Non ci sarà Brunori, che è squalificato, assenza pesantissima, sembra arrivato il momento di Vido, dovrebbe fare coppia con Tutino. Ok, Nedelciaro e Gomez ci saranno, Corini chiede alla sua squadra una grande prova, servono punti per tenere a distanza le dirette concorrenti come Pisa, Ascoli, Venezia, Regina e Modena, Palermo che poi venerdì sera chiuderà in casa contro il Brescia. 2 finali, 180 minuti per scrivere una nuova pagina rosanero. E in Serie C è il giorno del giudizio per il Messina di Raciti. I giallorossi devono solo vincere contro la Gelbison per salvare la categoria. L'allenatore carica l'ambiente, previsto il pubblico delle grandi occasioni allo stadio Franco Scoglio. Sergio Colosi. È il giorno del giudizio sportivo per il Messina, che dovrà liberarsi dalle sue paure usando testa e cuore per giocarsi al meglio la partita della vita senza appelli. In palio la permanenza in C oppure il ritorno in quarta serie. Per centrare la salvezza dopo il KO di Agropoli con gol di Tumminello, ai giallorossi serve la vittoria con qualsiasi punteggio nella sfida di ritorno di oggi contro la Gelbison al Franco Scoglio, con inizio alle 15, in virtù del migliore piazzamento in classifica nella regular season rispetto ai campani, che invece possono contare sul doppio risultato. Pronostico e aspettative stravolti dopo l'andata, ma il Messina, nonostante le assenze come la settimana scorsa degli infortunati Mallam e Versienti e dello squalificato Celesia, promette una prestazione all'altezza dell'appuntamento. Io credo che chiunque può fare 90 minuti, anche chi non ha una condizione atletica eccellente, e poi magari si risentirà l'indomani della mancata condizione. Ma per i 90 minuti queste sono partite che si giocano sotto l'aspetto nervoso, non parlo di nervosismo ma proprio di nervi. Non mi preoccupa il fatto che si dica che questa è una partita dove ci vogliono gli attributi, perché questa squadra ha gli attributi e l'ha dimostrato. Questa squadra deve solamente avere 2 facce. Domani una faccia cattiva, sporca e determinata quando non è in possesso di palla, serena, giocare come sa quando è in possesso di palla.
con una sola convinzione, che è quella che non possiamo fare altro che vincere. Raciti annuncia qualche sorpresa in formazione, ma non svela i suoi piani tattici. Non è per mancanza di rispetto al vostro lavoro, però anche se ho pensato qualcosa del genere non posso dare il vantaggio a nessuno. Ripeto, rispettando tantissimo il vostro lavoro. Non è una mancanza nei vostri confronti, però è giusto che se cambio qualcosa è per sorprendere l'avversario, se lo dico, addio sorpresa. L'unica certezza è la presenza di un pubblico numeroso, nonostante una stagione controversa, tribolata e logorante, con un finale tutto da scrivere. Questa era l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Vi ricordo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà questa sera alle 20. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata a tutti.